Professor Michele Faioli, buongiorno, la ringraziamo per la disponibilità che lei sta dando a Veneto Lavoro, a Veneto Welfare, nell'appuntamento promosso ormai da qualche mese, da quando siamo entrati nella fase pandemica, di confronto con le istituzioni e le autorità in tema di welfare. Grazie ancora, professore. Buongiorno, piacere di rivederla, sono molto contento, grazie per l'invito. Allora entriamo immediatamente in quello che è un po' il percorso che noi stiamo continuando nei vari confronti con le parti istituzionali in tema di welfare, ma soprattutto di welfare guardato da una prospettiva evoluta, posta in qualche modo a confronto e a sfida da questa pandemia che continua a essere presente tra di noi, magari con alcune sfumature un po' più positive, ma comunque ci lancia grandi sfide. Ci permettiamo subito di porle qualche domanda sulla scia di quell'ultimo incontro che fecimo tempo fa sul tema welfare ed evoluzione, dove lei lanciò l'ipotesi, l'idea che oggi sembra diventare a piccoli passi, con varie esperienze, magari che poi citeremo durante l'intervista, realtà in Veneto, che era il concetto di trilateralità. Ricordo benissimo allora come per la prima volta si sentì parlare in sua presenza, proprio proposto da lei, di la necessità di avere un terzo soggetto presente nel territorio che sia a valore a sostegno delle parti sociali e che venga rappresentato come un soggetto attivo da parte del pubblico. Come si sta evolvendo quindi questa situazione alla luce del Covid a livello nazionale rispetto alle istituzioni? Devo dire che Covid è stato un acceleratore di questo processo. L'abbiamo capito l'anno scorso di questi tempi, da marzo in poi. Abbiamo compreso che il legislatore ha chiesto un coinvolgimento importante delle parti sociali e anche delle istituzioni bilaterali che a livello nazionale e regionale operano nel welfare e non poteva fare diversamente. Abbiamo compreso ciò con riferimento alla bilateralità che si occupa di sostegno al reddito. C'è stato un coinvolgimento importantissimo, ad esempio, con riferimento alla bilateralità dell'artigianato, perché, come molti di voi sapranno, lo Stato ha trasferito delle risorse economiche anche al Fondo del Sostegno al Reddito dell'Artigianato, oltre che ai fondi che sono costituiti all'interno dell'INPS, e ha chiesto a questo fondo di svolgere le attività di promozione e di, diciamo così, di spinta in avanti, ecco, di ciò che poteva essere la fase di crisi con un intervento sui redditi dei lavoratori, e ciò mi pare sia avvenuto con molta efficacia. Nella fase iniziale ci sono state complicazioni per tutti gli istituti, poi man mano la cosa ha preso, diciamo, piede, quindi ci sono stati buoni risultati. Ma si può dire che c'è stato un coinvolgimento delle parti sociali e della bilateralità anche nell'ambito della sicurezza sul lavoro, perché non dobbiamo scordare che uno dei primi atti che sono stati posti in essere per far fronte agli effetti economici della pandemia e riguarda i famosi protocolli sulla sicurezza del lavoro, quello del 14 di marzo e l'altro di fine aprile, il 24. In quei protocolli si fa riferimento al ruolo che le istituzioni bilaterali paritetiche debbono svolgere per valutare i piani di sicurezza sul lavoro, mitigare gli effetti del contagio e eventualmente promuovere nuove forme, diciamo così, di tutela del lavoro. E anche questo è stato un bellissimo segnale a livello nazionale. A livello territoriale poi gli esempi sono notevoli, perché sia nella bilateralità del terziario, sia in quella dell'artigianato, l'edilizia, insomma, per seguire, ma insomma, sono tutti settori che poi voi nella vostra regione conoscete benissimo, perché si tratta di settori che in un certo senso fanno un po' da struttura portante della vostra economia, nell'industria, nella piccola e media industria. Ecco, la bilateralità ha sorretto situazioni di crisi molto importanti, aggiungendo risorse economiche su ciò che lo Stato aveva messo sul tavolo. Quindi
Si è trattato di definire con un coordinamento, in molti casi regionali, provinciali, comunali, ecco, il ruolo della bilateralità. Dunque, io credo, per tornare alla battuta iniziale, che Covid sia stato un acceleratore di questi processi. Però, come sempre accade, quando vi è un'accelerazione improvvisa, poi bisogna capire come portare a sistema gli effetti positivi di quell'accelerazione e come discernere ciò che è positivo da ciò che, ahimè, non è stato positivo, perché è probabile che ci siano stati degli errori, delle complicazioni, delle criticità. Quindi direi che questo è il momento, immagino dopo la primavera, l'estate del 2021, per le parti sociali, gli enti locali, le istituzioni nazionali, per comprendere come e se diciamo, trovare una strutturazione di queste relazioni con la bilateralità nel prossimo futuro. Io direi di sì, ecco, però bisogna fare uno sforzo di comprensione. Proprio in questa prospettiva, come lei citava, la bilateralità sappiamo essere stato un elemento vincente, il Veneto ne è stato tra i fautori negli anni 90, fece scuola a livello nazionale. Recentemente c'è stato anche un rinnovo degli accordi quadro complessivi, anche in termini statutari, dell'ente bilaterale dell'artigianato, il più grande, tra i più grandi in Italia. Lei come immagina si evolverà la bilateralità in una prospettiva futura, anche con un ruolo strategico dell'ente pubblico? Quindi proviamo ad immaginare, in base al suo punto di vista e al suo osservatorio, di quali siano le sfide che questi organismi decisivi per un periodo storico e fortemente strategici anche in questo periodo di pandemia dovranno subire o comunque evolveranno in una prospettiva futura. Io distinguerei, se lei me lo permette, tra immaginazione, che è un esercizio meraviglioso, quindi lei mi invita a fare qualcosa di bello, e dall'altra parte un auspicio. E allora, muoviamo dall'auspicio. Io spero, auspico che il nuovo Ministro del Lavoro abbia un'attenzione importante verso la bilateralità. E quando dico attenzione, significa che deve ben comprendere che cosa sono le istituzioni paritetiche, bilaterali, qual è la storia a livello nazionale, a livello locale e territoriale, e deve ben comprendere qual è il modo migliore per promuovere delle sane istituzioni bilaterali. Anche qui con un esercizio di selezione tra ciò che è effettivamente istituzione bilaterale e ciò che non è istituzione bilaterale, ma che si traveste da istituzione bilaterale. Lei mi avrà inteso su questo, immagino anche chi ci ascolta. Il che significa anche incidere sui contratti collettivi che effettivamente sono sottoscritti da organizzazioni rappresentative e contratti collettivi che non sono sottoscritti da organizzazioni rappresentative. Poi, visto che lei mi chiede un esercizio di immaginazione, io immagino che per il prossimo futuro sarà utile, se non necessario, avere un testo unico sulla bilateralità. Bisognerebbe costruire insieme con le parti sociali, il legislatore nazionale e anche i legislatori locali, regionali, perché la bilateralità è a cavallo dell'articolo 117, no? In materia di sanità integrativa, previdenza complementare, sicurezza sul lavoro e formazione. Lei ha capito, sono 4 ambiti fondamentali in cui c'è una competenza concorrente tra Stato e Regioni. E quindi anche una competenza concorrente, no? Tra enti, chiamiamolo così, tra la contrattazione nazionale e contrattazione regionale, per alcuni versi c'è un riflesso. Bene, io immagino un testo unico, scritto a più mani, parti sociali e legislatori, al plurale, per comprendere diciamo, i punti di forza, eliminare i punti di debolezza, comprendere come può essere aiutata e promossa la bilateralità in termini di tassazione, sia sulla contribuzione accumulata che sulla prestazione o le prestazioni da erogare, mettere ordine, perché vi sono come dire, molti soggetti con tante funzioni. È arrivato il momento, e questo è un esercizio di immaginazione, per comprendere ciò che vale mantenere, ciò che probabilmente può essere come dire, abbandonato, quindi non più percorso, perché non vi sono più esigenze di quel tipo. Ecco,
Questo esercizio di immaginazione potrebbe tradursi in ciò che io chiamo testo unico sulla bilateralità, che significa che il legislatore con le parti sociali si limita a dare un quadro generale, a fissare alcuni punti e poi rimette alla contrattazione l'esecuzione, la definizione dei dettagli, contrattazione nazionale e contrattazione decentrata. Le posso già anticipare che rispetto a quello che lei sta dicendo questo esercizio di immaginazione trova sotto alcuni aspetti già delle forme di concretezza territoriale. Il Veneto nella storia della bilateralità, come dicevamo, ha anche dato vita ad organismi territoriali che apparentemente potevano sembrare contrapposti a una gestione centralista, vedi previdenza complementare, vedi sanità integrativa con una ramificazione territoriale, ma che aveva una prospettiva di avere i servizi più vicini alla raccolta, al territorio. Oggi sta succedendo, questo ci dà l'occasione, questa intervista, di raccontarlo, una cosa molto simile con la terza gamba, quella che ancora una volta lei citava. Perché? Perché da quell'incontro che abbiamo fatto sono nate forme di gemmazione, di valorizzazione della trilateralità nell'Agordino, nel Padovano, in parte inizia in forma embrionale nel Trevigiano e Veneziano, addirittura si inizia a ragionare con forme contrattuali che prevedano negli accordi contrattuali formazione orientata alla valorizzazione del welfare. Quindi questi sono chiari segnali tangibili di come oggi l'impresa e i lavoratori abbiano la necessità di dare sviluppi anche a una sostenibilità che non sia solo economica ma sia anche sociale. Ancor di più Veneto Welfare ha messo in piedi un sistema di accreditamento specifico per fondi di previdenza complementare, sanitaria e per gli enti bilaterali nonché welfare aziendale, che prevederà l'incentivazione di questi modelli anche attraverso non solo una presenza del pubblico ma anche un'incentivazione di carattere economico e finanziario, con la logica di promuovere e sostenere la terza gamba, la presenza del pubblico a sostegno dell'attività di impresa. A questo punto, sapendo poi anche i suoi impegni, ci permettiamo di lanciarle un'ulteriore provocazione come l'immaginazione e riguarda un po' la necessità di far dialogare questo welfare aziendale con il welfare di comunità. È una delle difficoltà, nonostante si inizia da vedere degli esempi molto positivi, spesso il welfare aziendale sembra essere un privilegio per pochi, un privilegio che avvantaggia i lavoratori, ma non è un soggetto, non è un ente, o meglio, non è uno strumento di equilibrio territoriale. Come vede lei un'operazione che integri il welfare aziendale con il welfare comunità, ma che dia l'opportunità alla comunità stessa di essere competitiva nel welfare aziendale poi? Guardi, un primo tentativo è stato fatto dai governi del 2016-2017, perché in quel periodo il legislatore ebbe l'idea di collegare il welfare aziendale e il meccanismo di detassazione del welfare aziendale anche a forme di welfare a forme collegate a istituzioni bilaterali. E sappiamo che in alcuni casi si è avviato un percorso, alcuni fondi sanitari integrativi, facendo leva su quella normativa del 2016-2017, hanno attivato delle forme di welfare bilaterale, ma che in realtà si può dire, ecco, sono nella pratica poi vere e proprie forme di welfare aziendale. Qui c'è una sfida ulteriore, se ho ben compreso la sua domanda, cioè all'abbinamento tra welfare aziendale e welfare bilaterale noi dobbiamo trovare anche un modo per collegare il welfare di comunità, su cui vi sono tante definizioni, però ecco, scegliendone una o tante ipotesi di lavoro, perché effettivamente lei lo sa, me lo insegna, quindi ci sono diciamo una serie di percorsi in questo momento attivati sui territori e grazie a Dio direi perché è un segnale anche della vivacità delle comunità, dei gruppi, in qualche modo delle città, delle province, delle regioni, quindi questi sono segnali molto positivi. Il tema del collegamento tra welfare aziendale, welfare
bilaterale e welfare di comunità deve essere svolto, dal mio punto di vista, lo dico sommessamente, scegliendo l'ambito in cui ci si vuole esercitare. Entro in qualche esemplificazione. Se ad esempio si ha a cuore la cura delle persone anziane e dunque si ha a cuore l'assistenza dei lavoratori che affronteranno, come tutti, ovviamente noi tutti l'affronteremo, la vecchiaia, probabilmente una vecchiaia che potrebbe essere anche priva di quel sostegno della famiglia perché cambiano i modelli sociali e così via. Bene, bisognerebbe fare una riflessione molto seria su quegli istituti che vengono chiamati long term care, cioè assistenza alle persone che invecchiando si trovino all'improvviso senza una rete di amici, di famiglia, ecco, che può aiutare. Ecco, questo campo è un campo, dal mio punto di vista, molto interessante per provare questo collegamento tra welfare aziendale, welfare bilaterale, welfare di comunità, perché significa che, ad esempio, nel corso della vita professionale si dovrà trovare il modo per accumulare della contribuzione che potrebbe essere utilizzato un giorno come schema prestazionale in termini di long term care. E il long term care consiste in che cosa? In servizi alla persona. E i servizi alla persona da chi sono erogati? Da strutture costruite nel territorio o da soggetti che, a prescindere dalle strutture, svolgono un certo tipo di servizi alla persona anziana. E questo significa inserirsi in una progettazione di medio-lungo periodo, che riguarda da una parte, ripeto, l'accumulazione di una contribuzione durante la vita professionale e dall'altra, come comunità locali territoriali, la costruzione di reti di servizio da far incrociare con quella contribuzione a un certo punto perché sia possibile poi erogare la prestazione. Non so se sono stato troppo complesso, però ecco, questo è un ambito su cui si può, anzi si deve ragionare, perché se si leggono le cose dei demografi si capisce che la nostra società tende a una fase di, diciamo, molto seria di invecchiamento e dunque servirà nel tempo un insieme di servizi per le persone anziane che oggi noi non abbiamo. E dunque, ecco, allora incrociare le cose significa ragionare praticamente su qualche caso e poi vedere se si può estendere ad altre situazioni. La ringraziamo ancora una volta per la disponibilità, soprattutto per aver avuto la capacità di fare sintesi su due forti necessità. Il primo di fare ordine, di creare una sorta di omogeneizzazione tra i livelli territoriali, ma soprattutto i livelli di competenza più che dei territori, più che la gestione nelle varie autonomie. E soprattutto quest'ultimo passaggio conclusivo dove si può mettere assieme il welfare aziendale con il welfare di comunità, al di là poi di definire che cosa si intenda per welfare di comunità, però facendo delle scelte e orientandole poi attraverso variabili sociali come ad esempio la demografia, per citarne qualcuno, o comunque quelle che sono delle variabili spesso definite volatili, ma strategiche per orientare risorse e strumenti soprattutto. Professore, noi la ringraziamo ancora una volta. Grazie ancora per l'invito e ci vediamo presto, certamente. Grazie, arrivederci. Arrivederci, grazie.